La 15ª tappa del Giro d'Italia 2020, base aerea di Rivolto Piancavallo, è passata dalle mie parti. Erano mesi che aspettavo il passaggio dei ciclisti, ma se non avessi ascoltato la radio la mattina, che riportava appunto il loro passaggio, non me ne sarei ricordato. E sì che ieri avevo fatto un allenamento passando per Villa Santina, Nemonzo ed Ampezzo e ogni tanto vedevo qualche cartello rosa. E a dire il vero mi ero anche domandato di che gara si trattasse. Le ho pensate tutte, tranne al Giro d'Italia. Così, non appena appresa la notizia del passaggio del Giro, mi sono organizzato ed ho deciso di guardare il passaggio dei ciclisti al termine della discesa del Gran Premio della Montagna di Sella Chianzutan. Venite con me. Amici, siamo sulle strade del Giro d'Italia, a breve i ciclisti passeranno per queste strade. Io mi sto proprio inquando a prendere una postazione adeguata per poter piazzare le mie telecamere e per riuscire a fare delle belle riprese. Adesso non la faccio tanto lunga perché è già passata qualche macchina della carovana ciclistica e quindi vorrei farmi trovare pronto, devo piazzare un po' di telecamere, action cam, eccetera eccetera. Quindi ci vediamo a breve quando avrò allestito tutto il mio set cinefotografico. In realtà mi sarei voluto fermare alcune centinaia di metri più avanti, proprio al termine della discesa da Sella Chianzutan sul piccolo ponte sotto al quale si trova il lago di Verzegnis. Come detto, la carovana ciclistica era già cominciata a passare, avevo l'attrezzatura da sistemare ed ho scelto quel posto, giusto in tempo per il passaggio della macchina che annuncia l'inizio della corsa. 11 corridori al comando, Vendrame, Chirico, Boaro, Padun, Navarro, De Gent. E qui purtroppo con la macchina fotografica principale ho fatto un errore da novellino, perché proprio quando è passato il gruppo principale, con la maggior parte dei ciclisti, maglia rosa compresa, ho schiacciato male il pulsante per effettuare il video, per cui non ho ripreso niente. Sarebbero state delle belle immagini in primissimo piano dei corridori. Ah, guardate attentamente le immagini, succede una cosa simpatica che sono riuscito a documentare interamente. Konrad! So, beim nächsten Mal muss das nicht kommen. Bravo! Den gehen wir schon raus.
Den letzten erst die holen. Die sind der letzte drauf. Cool. Voilà. Op! Io va qua, si sta. Amici, oggi credo che sia andata benissimo. Allora, innanzitutto vi spiego con quanti dispositivi ho fatto le riprese. Dunque, questa action cam qui che adesso ho messo qua, l'avevo piazzata accanto a quel cartello lì con le frecce bianche e nere, appunto perché rimanesse stabile, fisso, non cadesse. Poi avevo piazzato quest'altro cellulare dall'alto. L'ho piazzato qui in modo da avere dell'inquadratura da quest'altra parte e dall'alto, mentre da lì avevo delle inquadrature sempre dall'alto, dall'altra parte. Poi avevo due macchine fotografiche con me, queste qua, ed ho effettuato tutte le riprese che poi vedrete nel montaggio. Adesso spero che siano venute bene, perché quando passa il giro è sempre qualcosa che si fa un po' in fretta. Non c'è tempo di mirare bene, bisogna far tutto prima. E poi mi è andata bene perché, come vedrete nelle immagini, un ciclista ha lanciato una borraccia e guarda caso l'ha lanciata vicino a me. Poi è caduta giù nella boscaglia, laggiù, io sono dovuto scendere, era abbastanza ripido, anzi adesso farò delle riprese per farvi vedere dove sono dovuto arrivare e la fatica che ho fatto per recuperarla. Comunque l'ho recuperata. Quindi il giro di quest'anno... Quindi posso dirmi soddisfatto anche del giro di quest'anno. La cosa simpatica è che ho ripreso la scena, alla quale sicuramente non avrete fatto caso nelle immagini già passate, e ve la propongo assieme alle mie fatiche per andare a recuperare il cimelio. Potete vedere il momento in cui la lancia verso di me e la vedete cadere nella boscaglia. Ed ora ecco le mie peripezie mentre la vado a recuperare al termine del passaggio della carovana ciclistica. Ovviamente non pensavo di autoriprendermi con la telecamerina e quando ho rivisto queste immagini mi sono consolato un po' del fatto di non avervi potuto mostrare il ciclista, guardarmi e gettarmi la sua borraccia. Ed eccomi riaffiorare dalla boscaglia con il mio cimelio. È buffo perché anche la scorsa volta che ero andato a vedere il passaggio dei ciclisti ho trovato una borraccia e ne ho immortalato per caso il momento in cui l'ho trovata. Anche quest'anno, come 2 anni fa, nel 2018, sono riuscito a racimolare una borraccia. Vi invito a dare un'occhiata al vlog che ho fatto in precedenza alla tappa del Giro d'Italia 2018, quella che arrivava a Sappada. La cosa che più mi dispiace delle immagini che per sbaglio non ho realizzato è che ero quasi in primo piano sul ciclista che mi ha lanciato la sua borraccia. Ho proprio visto dallo schermo della macchina fotografica che mi ha guardato e ha indirizzato la propria borraccia verso di me. Sarà un caso, ma molte volte ho notato in TV ciclisti che lanciano le borracce proprio dove c'è qualcuno. Sapete tutti che le borracce non si dovrebbero lanciare per una questione ambientale e penso che sia proprio per questo motivo che i ciclisti spessissimo le lanciano dove c'è un po' di gente, perché sicuramente sanno che qualcuno le raccoglie per portarsi a casa un ricordo della tappa. E niente, finiamo qui. Vi ringrazio per essere stati con me, ovviamente sempre con la mascherina in faccia. Adesso andrò a lavare la borraccia, a mettere a posto la mia attrezzatura e tornerò a casa. Giro d'Italia 2020, Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti da Lucoral.